Questo è l'esempio plateale di come l'inefficienza della Regione del Veneto, l'incapacità di stare in mezzo ai problemi delle persone determini degli stalli incomprensibili. E guardate, non è un cavillo burocratico, è la necessità di avere il coraggio di portare in giunta una delibera che riveda il valore dell'immobile sulla base di una perizia fatta da un incaricato del Tribunale di Padova che determina e che ha determinato, a mio giudizio, il valore oggettivo dell'immobile di cui stiamo discutendo. Il nodo della questione del Configliacchi è il prezzo, a dirlo durante la trasmissione Ring di Antenna 3 la consigliera regionale Dem Vanessa Camani. La proprietà dell'ex IPAB e la regione vorrebbero vendere a 3 milioni di euro, ma l'offerta della provincia di Padova fatta lo scorso marzo è di 2 milioni e 400 mila euro, una cifra pensata sulla base della stima fatta da un perito. Finché la nuova cifra non verrà portata in giunta regionale, il destino della parte posteriore dell'ex Istituto per Ciechi di Via Reni, teatro dell'ultima tragedia del degrado, resta congelato. Dopo la morte per le esalazioni di 3 giovanissimi stranieri che si erano accampati all'interno, i consiglieri d'opposizione chiedono spiegazioni alla regione. Anche Elena Ostanel, consigliera del Veneto Che Vogliamo, ha presentato un'interrogazione. Dalla regione ecco la risposta. È all'interno di un piano di ristrutturazione per quanto riguarda l'IPA che è al vaglio di Azienda Zero. Per fine di questa settimana Azienda Zero darà il via libera al piano di risanamento e di ristrutturazione, quindi poi si procederà, come era nelle more previste, insomma, al rilascio dell'autorizzazione. E intanto, mentre si attendono le decisioni della politica, la procura continua le indagini sulla morte dei 3 stranieri. 2 sono stati identificati perché già noti alle forze dell'ordine per i reati di spaccio. Il terzo però resta ancora senza un nome.